Annabella? Sì, un sogno. Una pelliccia Annabella? Sì, un sogno oggi realtà. Una pelliccia Annabella vi dona classe, fascino, successo. Annabella è solo a Pavia. Annabella, il sogno di tutte le donne. Annabella. Le buone maniere. Sono qui, grazie, sono qui. Sì, ebbene sì, grazie, buongiorno, come va? Bene, saluti, addio, arrivederci, ho finito, me ne vado. No. Rifacciamo delle cose stasera, facciamo delle cose, buone maniere. Non ve l'aspettavate, buone maniere, le buone maniere, come comportarsi in certe situazioni, così, ad esempio, al bar. Guardate che io mi sono documentato, perché io sembra che mi inventi le cose, io mi documento come si beve al bar. L'aperitivo, per esempio, lo beviamo tutti, no? Qui mai visto una cos'è? Lo beviamo tutti, l'aperitivo si prende, si chiama aperitivo prima dei pasti. Prima di mangiare c'è gente che lo prende per mangiare. Le olive, le patatine, i pistacchini, le cose, hepatiti virali, cose. A Genova hanno preso un crodino in 3, volevano mangiarsi anche il banco, tutto. Le mani del barista, guardi qui, il tramezzino, me lo dia il tramezzino, no, sono le mani. Le olive, come mangiare le olive? Non facciamo i maleducati. Come dobbiamo mangiare le olive? Dentro l'oliva cosa c'è? Il nocciolo. Abbiamo un chiaro veggente. Il nocciolo. C'è il nocciolo. Il nocciolo, dato che non si può masticare, se no si perdono le protesi, e non si può deglutire, se no ci sarebbe poi una fase dopo. Non bisogna neanche il nocciolo, come ho visto fare tanti che prendono l'oliva, se lo spolpano, scusi, no, un po' di saliva, scusi, se lo spolpano che esce lucido, perfetto, nuovo, in garanzia. Oppure certi mangiano l'oliva poi e lo sputano, non si fa. Le patatine, le cose, bisogna stare attenti agli aperitivi trappola. Quelli per tedeschi, trappola per tedeschi, sono quelli schivasse, già, mi dia uno schivacche, ti viene schivasse. Quelle cose gialle, arancioni, dove la trappola, dov'è la trappola? Non tanto nel liquido, ma negli optional che mettono nel bicchiere, per mettertelo più caro ci mettono, dunque, l'ombrellino. Sul bicchiere un ombrellino, se no si abbronza il bicchiere, no? L'ombrellino, la seggiolina a sdraio, Big Jim così, non lo so, non si mangia l'ombrellino, neanche si mangia l'arancia, la fetta d'arancia che mettono dentro, perché c'è gente che quando finisce di bere c'è ancora la fetta d'arancia dentro, vanno in giro, prendono queste 2 dita, perché sono più lunghe, col pollice non ci arrivano, con queste, tirano su e si spolpano l'arancia lasciando la corteccia lì, quella buccia tutta schifosa. Non si fanno queste cose. Poi gli aperitivi, quelli con lo zucchero sul bicchiere, l'avete mai visti? C'è lo zucchero e ho visto professionisti, commercialisti, e sullo zucchero i commercialisti crollano, come hanno visto lo zucchero sul bicchiere, si sono leccati un bicchiere, non si fanno queste cose, non si fa. E c'è ancora, è da maleducati. Poi quello, lo schifiltoso che arriva lì dice, dunque io la bocca non l'appoggio in quei bicchieri lì. Ci può aver bevuto, non so, anche questo. No, non ce l'appoggio alla bocca. Allora mettono il bicchiere qua, vanno giù, così fanno, con una proboscidina, si tirano su tutto, anche il culo del bicchiere viene su, tutto così. Non si fa. E il massimo della maleducazione è anche evitare certe manifestazioni igienistiche, tipo, non so, la tazzina, non ne vedo, tazzine non c'è, la tazzina del caffè.
Dunque, quello schifiltoso al massimo dice, dunque, tutti prendono la tazzina dal manico e bevono tutti in quel centimetro lì, no? La bocca, tutti i bacilli sono lì. Allora hanno schifo, dice, io non l'appoggio lì, l'appoggio dall'altra parte. Allora la prendono con la sinistra, fingendosi mancini, no? Allora, sai quando sei mancino che ti devi mirare la bocca. E c'è gente ancora più schifiltosa degli altri che prendono la tazzina e bevono direttamente sul manico. Sul manico fanno, si rovesciano tutto il caffè addosso, una cosa schifosa. Poi a certe volte, vi giuro, certe volte ci sono degli episodi, su, coraggio, ci sono degli episodi che a me hanno dato una tazzina, perché le donne col rossetto bevono e lasciano delle boccate di rossetto e delle volte ti dà fastidio bere una tazzina macchiata di rossetto. Magari c'è il barista, magari non ne può niente perché le lavano con le macchinette. A me un giorno mi hanno dato la tazzina macchiata di rossetto. Allora cosa le volevo dire? Al barista volevo dire, guardi, mi ci metto anche 2 ciglia finte e me la porto in discoteca la tazzina. Ci sono cose e poi da evitare, ve lo dico anche a voi per cortesia, da evitare manifestazioni di allegra educazione, tipo il mignolo così. Non si chi l'ha detto? Che se lo viene a sapere Donna Letizia Bifustica, in piazza Bifustica, che Donna Letizia non perdona. Io sono più magnanimo. Se proprio non ce la fate a bere col dito così, se ci sono quelli che, piuttosto con questo, si fa un po' più virile, ma così, no, se non ce la fate proprio, allora prendete il bicchiere o la tazzina con questa mano, tenete questo e alzate questo, che aia, anche questa lezione è finita, traiamo la massima di questa settimana che è il maledetto non ha fratelli, minoreitano. Ciao a tutti, grazie, ciao. Studiate, tenete conto di quello che dico, tenete conto su quello che dico. Grazie. Windmill, una fiamma che hai sempre desiderato. Windmill, oggetti preziosi che completano la tua personalità. Nella linea Windmill trovi il tuo accendino. Sofisticato, classico, sportivo, a partire da 25.000 lire. Windmill, desideri accesi. Un vero ristorante giapponese! Togliere le scarpe. Divor Odor, le soffici solette con carbone attivo che deodora e schiuma di lattice che assorbe la traspirazione. Divor Odor funziona davvero. Divor Odor, deodora e assorbe la traspirazione per 3 mesi. Sono bravo in tutto, sono bravo Simac. Arancia, ti spremo tutta arancia. Carota, io ti centrifugo. Ghiaccio, ti riduco una granita. Bravo Simac tutto in uno. Bravo Simac non c'era e Simac l'ha inventato.